buonasera. Oggi è mercoledì 30 luglio, facciamo questa live infrasettimanale perché sono ispirato a dirvi un po' di cose riguardo all'intero processo di guarigione dal dolore persistente. Oggi vi dirò tutto quello che so in modo generico, ovviamente, senza andare troppo nei dettagli, altrimenti dovrei fare una live di forse anche più di 3 ore, ma durerà forse 30-40 minuti almeno, perché è importante dire per filo e per segno qual è il processo di guarigione, quali sono gli step. Questo è una live, però ci sarà anche un video registrato su un'altra telecamera, quindi se mi vedete ogni tanto guardare qui o di là è perché ci sono due telecamere, ecco il motivo. Ho preso gli appunti per non dimenticarmi niente, anzi vedi, mi sono dimenticato una cosa, non ho messo il microfono, speriamo che adesso mi sentite meglio. Ok, forse adesso mi sentite meglio. Ok, questi sono gli imprevisti delle dirette. Quindi stavo dicendo che ho diversi punti. I primi punti sono quelli di chi può avere beneficio da un approccio psicosomatico. Io parlo di neurobalance, ma parliamo comunque di un approccio che è stato divulgato in tutto il mondo grazie alle neuroscienze del dolore, anche se in Italia ci sono pochissimi che parlano di queste cose e hanno un approccio mente-corpo per i dolori persistenti. C'è comunque un'introduzione da fare. Chi può avere beneficio da queste pratiche sono problematiche quindi psicosomatiche. Ci sono 4 punti di cui ti vorrei parlare nel caso che tu soffri dolori persistenti e non sai ancora se sono di natura psicosomatica, non ti fidi perché nessuno in realtà ti ha detto, ti ha fatto una diagnosi chiara e quindi figurati il secondo passo, quello del percorso neurobalance, no? Che poi parliamo principalmente di mindset. Parliamo di step, qua ne ho scritti 6, che sono quelli che accomunano un po' tutti i terapisti mondiali di questo genere, che tu vada negli Stati Uniti, che tu vada in Nord Europa, che tu vada in Australia, che tu vada in Canada, questi sono più o meno tutti i punti che ogni terapista ti dirà di fare o ti accompagnerà a fare. La prima parte è quella insomma di includere problematiche psicosomatiche ed escludere problematiche strutturali, quindi di dolori che sono relativi a cose che noi terapisti in questo ambito non dovremmo gestire o prendere in considerazione o comunque seguire, ok? Perché se soffri per esempio di dolore alla schiena è ovviamente utile, anzi bisogna escludere una problematica strutturale, quindi sarei andato da diversi fisiatri ortopedici che hanno escluso una problematica strutturale. Quindi cosa causa il dolore cronico? Questa è la prima delle 4 domande di introduzione ad ogni percorso terapeutico psicosomatico. Che cosa causa dolore cronico? La maggior parte dei dolori cronici è di natura di ipersensibilità del sistema nervoso, quindi non è di natura strutturale come magari può sembrarti, ok? Cronico vuol dire persistente per oltre i 3 mesi. Cronico non vuol dire che è irrisolvibile o che non ci sia una cura. Questi dolori cronici possono essere variegati e magari non sono neanche dolori, ma sono sintomi cronici. Parliamo comunque di una percezione del pericolo alta per il sistema nervoso. Cosa vuol dire percezione del pericolo alta? Vuol dire che a causa di traumi, stress, lutti, anche se vogliamo incidenti stradali, quindi potrebbero essere anche lì dei traumi, il sistema nervoso è rimasto in una modalità di allerta, quindi ecco perché parliamo di percezione del pericolo.
Questa, se vogliamo, è la diagnosi che possiamo dare ai dolori cronici psicosomatici. Percezione del pericolo. Dan Buio, un altro collega terapista, anzi lui è un coach negli Stati Uniti, lo chiama così. Dottor Sarno la chiamava TMS, Tension Meiosis Syndrome o Mioneural Syndrome, quindi è una sindrome. Come per ogni sindrome non, diciamo, c'è una causa chiara nelle sindromi. Ma noi sappiamo, perché siamo avanti, che la causa del dolore cronico è una percezione del pericolo. Vedila così. Quindi molte persone arrivano a me e non sono al 100% sicure che si trovano in una percezione del pericolo, perché il medico o il terapista non si è sbilanciato in questa diagnosi, perché non possono sbilanciarsi semplicemente, è perché non sono in grado di sbilanciarsi la maggior parte dei terapisti, la maggior parte dei medici, non dico il 100%, ma la maggior parte dei medici ha studiato molto poco il dolore cronico. Quando dico molto poco, prendiamo un fisioterapista, sia in Italia che all'estero, io mi sono laureato all'estero per dire, e sul dolore cronico abbiamo fatto leggermente di più dei colleghi italiani, ma neanche tanto di più, stiamo parlando comunque di 3 mesi di studi, ok, su una laurea di 4 anni. In Italia sul dolore cronico, se parliamo di medicina, quindi se sei un medico, probabilmente non sei qui a guardare questa live, però ve lo dico lo stesso, stiamo parlando dalle 15 alle 20 ore di teoria sul dolore cronico. E in Italia non fanno differenza tra dolore nociplastico e dolore neuropatico. Ora, non voglio confonderti le idee, rimaniamo su questa diagnosi che ti ho detto, percezione del pericolo. Quando c'è una percezione del pericolo alta, per qualsiasi motivo, la maggior parte dei miei clienti arriva perché ha avuto un periodo molto stressante, magari c'è stato un lutto, magari c'è stato un altro conflitto interiore, magari la nascita di un figlio, piuttosto che un burnout, come si dice in inglese, un esaurimento, ok? Come lo chiamiamo in italiano, di un periodo molto molto stressante. Lo stress può arrivare da qualsiasi cosa. Quindi questa percezione del pericolo riguarda te, sì o no? Ovviamente non possiamo andare a indovinare, dobbiamo, uno, escludere le patologie croniche, quelle date da una struttura, da una problematica strutturale. Quello l'hai già fatto, se sei arrivato qua è perché ti sei già affidato a diagnosi che hanno escluso una problematica strutturale. Non mi venite a scrivere che ci sono delle ernie, che ci sono delle protusioni, che ci sono delle discopatie, perché queste, se sei arrivato a più di 3 mesi, a volte anche anni, non è il problema, ok? A meno che non ti è stato detto chiaramente dal tuo neurologo o neurochirurgo che il problema era l'ernia. Molto probabilmente, se era quello il problema, si sarebbe riassorbita, non avreste avuto quei problemi, oppure ti avrebbero operato, ok? Quindi la maggior parte, io non ho mai seguito un cliente o un paziente con una diagnosi di ernia, che era quello il problema, e poi non è ritornata a stare bene. Mettiamola così. Molte delle volte io devo escludere pazienti da questa terapia, cioè escludere cosa vuol dire? Che non vengono selezionati, c'è una selezione che facciamo prima di fare questo percorso, almeno quelli guidati, quelli in affiancamento, e se noto che ci sono dei fattori che non mi tornano e che non sono inerenti ai criteri del dolore psicosomatico, della percezione del pericolo, non iniziano neanche, ma è molto raro che ci siano, perché dopo 3 mesi la maggior parte è di natura di percezione del pericolo o ipersensibilità del sistema nervoso. Ci sono vari modi e varie nomenclature. Quindi riguardo a te questa situazione, andiamo a vederla con un'autovalutazione. L'autovalutazione la vedete nel mio sito web venezianotherapy.com, fai l'autovalutazione, lì ci sono diverse domande e la maggior parte delle volte
le persone che sono già qua hanno una valutazione, diciamo, positiva al dolore psicosomatico. Ehm, Ciò non vuol dire che tutti sono dolori psicosomatici, ok? Questo è da dire, ma la maggior parte lo è. E quando dico psicosomatico vuol dire percezione del pericolo attiva nel tuo sistema nervoso, punto. Non vuol dire che te lo inventi, non vuol dire che sei sensibile, non vuol dire che sei più debole di altri, non vuol dire che la tua percezione del dolore è più alta di altri, semplicemente il tuo sistema nervoso è in conflitto, è rimasto bloccato a causa di, se vogliamo, emozioni represse, conflitti interiori, paura, la parola chiave è paura, e quindi si è arrivato a questa situazione. C'è una cura per queste problematiche? Ti faccio una lista che non è neanche estensiva e non è completa di tutti i dolori di cui stiamo parlando. Acufene, mal di testa, cervicalgia, dolore ai trapezi, dolore alla schiena alta, palpitazioni, tachicardia, senso di sbandamento, dolore alla bocca, quindi bocca urente, spalla congelata, parliamo di dolori a lombari, sciatalgia, parliamo di dolori al ginocchio o dolori alle gambe, fatica cronica, long covid, ve ne ho detti qualcuno, ok? Ora tu dirai, ma com'è possibile che per ogni problematica ci sia solo una soluzione? Cioè, se io ho dolore alla cervicale e ho dolore alla zona lombare, cambierà la situazione, no? No, perché cosa causa dolore cronico? Parliamo di percezione del pericolo. Non stiamo quindi parlando di problematiche gravi come tumori, infezioni, perché nei tumori, infezioni o malattie autoimmuni, pensiamo al diabete di tipo 1, c'è un danneggiamento del sistema nervoso centrale o periferico. Nell'Alzheimer, nella multiplo sclerosi c'è un danneggiamento o comunque una disfunzione del sistema nervoso centrale. Per chi soffre di dolori cronici, di questa percezione del pericolo, parliamo di nociplastici, dal di fuori il nostro corpo è perfettamente sano, perfettamente sano. Molte persone che io vedo le facce di queste persone o il fisico, dal di fuori sono sane, quindi sono malattie invisibili, ma in realtà non sono neanche malattie, sono sindromi, sono percezioni del pericolo. Quindi riguardano te, fai l'autovalutazione, lì vedi chiaramente se rientri, se hai escluso quindi problematiche strutturali come malattie autoimmuni piuttosto che infezioni o tumori, sei in questa situazione. E ogni persona ci mette un po' per entrare in questa situazione, a capirla, dire cavoli, com'è possibile che l'autovalutazione è positiva, ma io comunque non ci credo. Ok, se non ci credi è perché le diagnosi che ti sono state fatte precedentemente o dai medici a cui ti stai affidando non ti danno una chiara causa. E la chiara causa non la troverai mai nel corpo. Non si può trovare nel corpo perché il tuo corpo è uguale, non uguale, è normale. Ragazzi, se mi state scrivendo un po' di commenti, poi vediamo un attimo a chi rispondere, ok? C'è una cura a tutto questo? Sì, c'è la cura, assolutamente c'è la cura, perché non siete i primi che stanno soffrendo di queste problematiche. Ne ho sofferto io, ne hanno sofferto centinaia di persone che abbiamo seguito durante questi anni, sia io che i terapisti con cui collaboro e altri terapisti nel mondo. Quindi hai quello quindi che ti serve per implementare questo processo? Sì, perché non ti serve alcuna terapia strumentale, non ti serve alcuna terapia farmacologica, non ti serve nessuna terapia di altro tipo che vada a intaccare o manipolare il tuo corpo. Qual è quindi il processo? Questo processo che ti sto dicendo accomuna tutti i terapisti che fanno questo lavoro nel mondo.
quindi chi più, chi meno. Non vado nei dettagli su ogni punto perché ci metterei tantissimo. Il primo punto appunto è quello della sicurezza emotiva. Se il problema è psicosomatico, vuol dire che la nostra psiche in qualche modo sta contribuendo all'attivazione o alla percezione del pericolo. Quindi qual è la cosa opposta della percezione del pericolo? Qual è l'altra parte, no? Se dovessimo dire il contrario della percezione del pericolo, qual è? Scrivetelo nei commenti che magari facciamo un po' di interazione con voi. Attendo una delle risposte di qualcuno che sta guardando per continuare. Quindi qual è il contrapposto o completamente l'opposto di percezione del pericolo? Pensateci. È la sicurezza. Quindi se dobbiamo coltivare sicurezza per annientare questa percezione del pericolo, dobbiamo, diciamo, utilizzare questa sicurezza in vari fronti del nostro corpo o del nostro sistema mente-corpo. Il primo è quello emotivo. Quindi ci sono delle emozioni, quindi le emozioni, questa è la chiave della sicurezza emotiva, ci sono delle emozioni che noi non abbiamo voluto sentire inconsciamente. Potrebbero essere rabbie, potrebbero essere sensi di colpa, potrebbero essere tristezza. Guarda caso nei lutti molte volte si va in congelamento perché non si riesce neanche a sentire la tristezza, talmente c'è stato questo trauma forte che il sistema nervoso va in congelamento, non riesce a reagire, non riesce a processare quelle emozioni che dovrebbero essere processate. E come processiamo le emozioni? Sentendole. Questo è quello che per molte persone sembra controintuitivo, perché nella maggior parte di queste problematiche non abbiamo processato le emozioni, perché magari arriviamo da periodi infantili in cui i nostri genitori non ci hanno permesso, non ci hanno invogliato, non ci hanno insegnato a processare queste emozioni. Magari siamo stati dei figli in cui molto responsabili, forse più responsabili del dovuto, che dovevamo magari accudire qualcun altro, magari i nostri fratelli, le nostre sorelle, e non abbiamo potuto arrabbiarci, o se dovevamo arrabbiarci o esprimere le nostre emozioni, i genitori subito ci tagliavano insomma questo aspetto, no, di espressione. O magari eravamo coperti da un fratello o da una sorella che erano molto più esuberanti di noi. Questo accade molto spesso. Io sono uno di quelli, sono sempre stato il fratello più silenzioso, l'altro mio fratello è sempre stato quello più esuberante. Quindi io, in un certo senso, da piccolino o ancora adesso, sono rimasto sempre abbastanza di sottofondo, ok? Questo mi ha portato a reprimere molte emozioni perché non l'ho mai fatto da bambino. E quindi anch'io stesso ho avuto problematiche di dolori cronici. Sicuramente grazie anche a come sono cresciuto. Nulla di sbagliato nei miei genitori, ma sono cose normali che accadono a tutti, chi più, chi meno reprime le emozioni. Quindi le emozioni devono essere sentite. Non è vero che non dobbiamo arrabbiarci, non è vero che non possiamo sentire le emozioni negative, perché se sentiamo le emozioni negative portiamo solo più marcio e più allerta all'interno del nostro corpo. Non è vero, non è vero. Dobbiamo accogliere ogni emozione, processarla per come arriva. Questo è un processo, diciamo, pratico. Secondo step di questi 6 step che ti sto dicendo del mindset o della terapia mente-corpo è quella della sicurezza fisica. Quindi stiamo parlando di emozioni nel primo step, nel secondo step parliamo di sicurezza fisica. Cosa intendo per sicurezza fisica? Se soffri di dolori cronici hai paura o hai avuto paura di muoverti, perché pensavi che se mi muovo di più il dolore andrà su. Questo ti è stato detto magari da diagnosi errate,
magari sul mal di schiena, magari su altre zone del corpo in cui ti dicono stai cauto, riposati, non fare troppo, perché se fai troppo senti dolore. Questo è normale, per esempio, nelle situazioni in cui non hai fatto nulla per una settimana, un mese, soffri di dolori cronici, fai subito un'attività perché magari io ti ho detto adesso è utile ritornare alle attività fisiche e poi il dolore aumenta. Nei primi giorni è normalissimo. Questo accadrebbe comunque ad ogni persona sana, che anche se non soffre di dolori cronici. Esempio, io dopo una settimana che ho fatto in Sicilia, questa scorsa settimana, sono tornato in palestra e ho fatto allenamento alle gambe. Oggi, questo l'allenamento alle gambe l'ho fatto ieri, oggi sento dolore alle gambe. Questo è normalissimo e non soffro di dolori cronici e il mio sistema nervoso è sano, cioè è bilanciato. Quindi questo accadrebbe comunque in ogni sistema. Nel tuo caso, se inizi un'attività dopo tanto tempo che non ti sei mosso o non hai fatto esercizio fisico, è normale che magari i primi 1, 2, 3 giorni senti dell'affaticamento, della debolezza o piuttosto che dolore. Ma ti assicuro che il dolore, uno, o rimarrà uguale o andrà giù nei giorni successivi. Quindi non è assolutamente vero che il movimento fisico aggrava i dolori, anzi va ad alleviarli, perché quando facciamo del movimento fisico rilasciamo tutta una serie di ormoni positivi dal cervello verso tutto il corpo. Non sto a dirti adesso i nomi perché non ti interessano i nomi dal punto di vista tecnico, ok? Quindi ci vuole consapevolezza che l'attività fisica bisogna, che fa bene, assolutamente. E ci vuole una decisione chiara. La decisione chiara è che non puoi rompere o danneggiare il tuo corpo perché il tuo problema non è strutturale. Anzi, inizia gradualmente nell'attività fisica, qualsiasi essa sia, anche solo la camminata, anche solo una piccola corsa, cose molto semplici, ok? Non devi essere un atleta per guarire dai dolori cronici. Quindi la ripresa totale dell'attività. Capita, anzi capita molto spesso, che la ripresa dell'attività fa paura. Quindi se tu soffri di dolori alla schiena o al collo o ovunque, non riesci neanche a pensare di correre. C'è un mio cliente che mi ha detto qualche giorno fa che ha paura a riprendere a correre. Quindi cosa abbiamo fatto in quel caso? Nelle sessioni 1 a 1 in affiancamento con me su Zoom, l'ho portato a visualizzare la corsa, visualizzare lui dentro che sta correndo. Ovviamente prima di fare la visualizzazione ci vuole un rilassamento del corpo. Usiamo magari la respirazione, lo porti in visualizzazione lui che sta correndo molto gradualmente, come se lo stesse facendo veramente, ma lo facciamo nella mente, nella visualizzazione. Do tutta una serie di suggerimenti, c'è comunque un'aspettativa positiva, anche già solo nella visualizzazione, e dopo si fa l'attività dal vero, dal vivo, quindi o nel giorno stesso o il giorno dopo si fa l'attività. Cosa vuol dire? Che se lui non ha mai fatto la corsa negli ultimi 3-6 mesi perché aveva paura, deve ricominciare, avrà questa paura, prima la fa nella visualizzazione, questa corsa, e dopo lo fa dal vivo. Dal vivo ci sarà questa ansia che potrebbe tornare su. Quando torna sull'ansia ti fermi, respiri, noti quest'ansia, la processi, la senti, ti ricordo il primo step, sicurezza emotiva, attendi che vada giù, sei curioso di quello che sta succedendo all'interno del corpo e poi riprendi la camminata o la corsa o quel giorno semplicemente ti fermi. Quindi non stiamo parlando di riposo, non c'è riposo. Lasciate perdere quelle persone che vi dicono hai mal di schiena, riposati. Non esiste perché il tuo problema non è strutturale, non puoi danneggiare nulla, anzi è peggio se ti fermi. Quindi ti ho detto il primo step e il secondo step, sicurezza emotiva, sicurezza fisica. Terzo, sicurezza mentale. Cosa vuol dire sicurezza mentale? I nostri pensieri ci portano a catastrofismo
incredibile, a roba che neanche uno dovrebbe pensare, però arrivano per protezione. E i primi sono quelli di stoppare, i primi pensieri sono quelli di stoppare il dolore, di non capire che comunque è una percezione del pericolo, quella roba che stai sentendo. E quindi vuoi stopparlo, vuoi aggiustarlo. Ecco perché ti affidi poi a manipolatori, io dico manipolatori, ma in realtà sono terapisti che usano manipolazioni fisiche. Esempio osteopatia, esempio massaggi, non servono assolutamente per guarire quelle robe là. E non vado contro i massaggiatori, non vado contro gli osteopati perché molte delle loro diciamo terapie sono comunque utili, ma non nel dolore cronico, ok? A meno che non sai tutte queste cose che ti sto dicendo e vai a farti un massaggio perché vuoi rilassarti quella giornata, ma non pensare che quel massaggio ti risolve il problema, perché il problema non è unicamente nei muscoli e non è unicamente nel corpo, ma è nel cervello. Quindi lo sentiamo nel corpo, ma è nel cervello. Quindi la sicurezza mentale è anche quella di non credere, cioè tu magari non stai credendo che la tua problematica è veramente psicofisica. Quindi non credendo a questa diagnosi nuova della percezione del pericolo, potresti ritornare a un catastrofismo, a ritornare a pensare molto negativo che non ne uscirai mai, che in realtà devi rifare un'altra diagnosi da un medico. Questo accade molto spesso. E nel percorso, questo step 3 di sicurezza mentale, come lo si va eh, a sistemare, come si va ad agire ad una sicurezza mentale? Uno, dalle informazioni che ti sto dando, dalle informazioni che normalmente diamo ogni sessione ai nostri pazienti. L'informazione però deve essere poi portata in, come si chiama? Deve essere poi portata in pratica. Ora, aspetta che cambio un attimo. Ok, deve essere portata in pratica. Quindi se stai sentendo queste cose, però domani o stasera non fai nulla dal punto di vista pratico, ovvero non ti muovi, eviti di muoverti, stai praticamente dando da mangiare a quella identità del dolore che è spaventatissima, che pensa che rimarrà così tutta la vita, invece noi dobbiamo agire e questa azione arriva dopo un'informazione. E purtroppo queste informazioni che ti sono state date fino ad oggi sono state errate o non esatte o mancava qualcosa. E questo qualcosa era che i dolori cronici sono creati da un'iperallerta del sistema nervoso, da una percezione del pericolo, da una paura costante della nostra condizione o di un conflitto che c'è stato nel passato per tanto tempo, di stress che c'è stato nel passato per tanto tempo. Ok? Quindi sicurezza mentale, qua è sempre mindset. Se ti arriva questa idea che sei sbagliato, che sei rotto, non hai nessun dato per dire questo, semplicemente. Non hai dati per dire che la tua diagnosi è strutturale, nessuno te l'ha mai data e quindi questo non è vero. Quindi ritorniamo nel mindset positivo. Il mio corpo è ok, io sono ok, qua usiamo delle affermazioni in continuazione, mentre che siamo in questo limbo di ansia, io sono ok, io sono a posto, il mio è solo percezione del pericolo, quindi qua è tutto un dialogo interiore. Quarto step, sicurezza con te stesso. Self-compassion. Parliamo di compassione, di autocompassione, soprattutto di self-image, la tua immagine di te stesso, com'è? È un'immagine di te stesso che è costantemente in fallimento, magari ti stai dando addosso per qualsiasi cosa, hai sensi di colpa su te stesso perché non hai fatto delle cose in passato, non sei buono a nulla, tutta questa serie di immagini di noi stessi perché abbiamo fallito certe cose, ce le stiamo portando dietro e molto probabilmente te le stai portando dietro anche in questo percorso di guarigione. Questo non ti fa bene, assolutamente.
Molte volte mi è stato detto, ma io ho capito la terapia, ma io non penso di farcela. Perché non pensi di farcela? Perché sei diverso dalle altre persone che ce l'hanno fatta. Cosa ti serve per farcela? L'abbiamo detto all'inizio, non ti serve altro che le informazioni e la pratica e la fiducia. Queste tre cose, informazioni, pratica e fiducia. Magari c'è anche costanza. Nella pratica c'è costanza. Prova per 30 giorni. Visto che abbiamo aspettato anni, no, di dolore, proviamo per 30 giorni a mettere in pratica queste cose. Cos'hai da perdere? Il tempo solo. Sto parlando su un canale gratis, gratuitamente, quindi non c'è neanche da perdere in questo caso denaro, dopo che magari abbiamo speso migliaia di euro. Quindi non starei qui a dirti delle cose se non funzionano. Quindi sicurezza di come rispondere ai nostri sintomi, questo è il numero 5. Non dobbiamo reagire, ma dobbiamo rispondere ai sintomi. Se senti dolore alla bocca o se senti dolore al collo, quando lo sento, non andiamo più in reazione con contrazione ulteriore, ma rispondiamo dicendo ok, c'è questo dolore, lo sento e penso dal punto di vista emotivo, lo diceva il dottor Sarno, non penso dal punto di vista fisico, penso dal punto di vista emotivo. Ricordo, c'è una percezione del pericolo. Quando c'è questa contrazione al collo, qual è la percezione del pericolo? Dal punto di vista emotivo-cognitivo, qual è? Magari quel giorno sei stressato a lavoro, magari c'è il tuo capo che ti sta mettendo tanta pressione, magari c'è stato un litigio con la compagna e il compagno, magari sei preoccupato per il figlio o la figlia. Ecco perché c'è contrazione, c'è una percezione del pericolo, ok? Quindi capiamo che c'è questa percezione del pericolo, cosa dobbiamo fare al contrario? Quindi sicurezza. Parliamoci, sono al sicuro, io sono ok, so da dove arriva. Quindi sei in controllo tu per la prima volta del dolore. E ti assicuro che se la paura va giù il sintomo. Non puoi aspettare il sintomo che vada giù e poi va giù la paura. Perché la radice di tutto quello che stiamo parlando è la paura. Quindi devi riprenderti di nuovo la tua vita prima che la paura e il sintomo vada giù. Lo ridico, perché è l'ultimo indizio questo, è l'ultimo step, il numero 6, il ritorno alla vita normale. Pensiamoci un attimo, se stiamo parlando di percezione del pericolo alta, il tuo sistema nervoso è in allerta, è impaurito, ok? È più impaurito lui di te, ok? A questo punto. Dobbiamo riprendere le attività fisiche, sociali, che normalmente facevamo prima di questo problema, così che in questo modo diamo un chiaro segnale al nostro cervello, al nostro inconscio, al nostro corpo, che lui è ok. Poi cosa succederà dopo, quando riprenderai l'attività fisica? Non sarà più un problema tuo, ma un problema del sistema nervoso. Quindi non possiamo entrare in ipervigilanza o in iperallerta o in catastrofismo prima di fare un'attività. Ti ricordo che c'è un'aspettativa positiva a tutto quello che facciamo. L'aspettativa positiva è che tu ritornerai a stare bene, che tu sconfiggerai questa parte di dolore. Quando dico sconfiggerai è anche strano perché in realtà non stai sconfiggendo nessuno, alla fine stiamo parlando sempre di te. E se è arrivato il dolore c'è un motivo e c'è stato un conflitto interiore, c'è stata un'identità della tua persona che è arrivata a un punto, a un culmine, c'è stato questo dolore, questo trigger o sintomo e adesso c'è una nuova versione di te. Quindi anche dire sconfiggere il dolore sembra una roba che vado contro di lui. In realtà lui ti sta facendo fare una transizione dalla identità precedente alla nuova identità. Quindi per entrare nella nuova identità dobbiamo entrare in quel mondo, nel mondo in cui noi possiamo fare già tutto. È vero, c'è della limitazione, c'è la limitazione del dolore, del sintomo, ma noi sappiamo che il sintomo è benigno, non è una malattia. Molte persone pensano che che il dolore cronico sia una malattia.
Chi ha detto questo è perché non ha mai sofferto di dolori cronici, perché il dolore cronico non è una malattia, è semplicemente un sintomo persistente, una percezione del pericolo alta. La percezione del pericolo non può essere una malattia, pensiamoci, non è una malattia. Quindi ci sono questi 6 step di cui ti ho parlato. Vedi, qua non ti ho parlato di tecniche, qua non ti ho parlato di igiene del sonno, qua non ti ho parlato di nutrizione, qua non ti ho parlato di molte cose che sono, diciamo, se vogliamo, non dico superflue, ma quasi, stiamo parlando di mindset. Dan Buio, Dr. Sarno, Nicole Sachs, Howard Schubiner, Alan Gordon, questi sono solo dei nomi che dicono le stesse cose, degli esperti che dicono la stessa cosa che ti sto dicendo io. Quindi non dobbiamo usare necessariamente una tecnica particolare per guarire, perché stiamo parlando praticamente solo di mindset, giusto? Fammi sapere se quello che ti sto dicendo ti è chiaro, se hai qualche domanda, mettila nei commenti qua sotto perché tra poco finirò questa live e magari ti potrò rispondere direttamente in diretta o magari successivamente in un'altra live. Siamo a 36 minuti, penso che la maggior parte di voi sia o arrivata dopo l'inizio di questa live o sta andando via. Faccio un po' un resoconto di tutto quello che ho detto. La prima parte è quella dell'introduzione, cioè l'autovalutazione. Prima di fare questo percorso devi essere sicuro che non è strutturale. Quindi fai l'autovalutazione, vedi i step, se rientri in questa cosa che ti sto dicendo, sei nel punto giusto, sei nel percorso giusto e ritornerai a stare bene. Quanto ci metterai? Questo dipende da quanta paura hai di questi sintomi. Meno paura vai di questi sintomi, più i sintomi perdono di valore, perdono di potenza e quindi il sistema nervoso ritorna a una sicurezza interna e guarisci anche del 100%. Ora tu dirai, ma com'è possibile? Nessuno me l'ha mai detto che posso guarire del 100%. Ci sono tanti casi che sono successi, che sono guariti attraverso questo step, quindi non sarai tu l'eccezione. E questa cosa che duri 3 mesi o che duri 6 mesi, sinceramente non è importante in questo step in cui tu sei adesso. L'importante è riprendere l'attività, riprenderti la tua vita e i sintomi seguiranno il tuo mindset, i sintomi seguiranno le tue paure. Paura poca, sintomi saranno pochi. Se hai tanta paura, quindi continui a fare diagnosi una dopo l'altra, non credi più a nessuno, non sai più dove andare a sbattere la testa perché in realtà non c'è un chiaro step, una chiara guarigione, una chiara struttura di quello che devi fare, certo, è difficile, però spero che se sei arrivato qua o arrivata qua, la struttura ti è stata data. Poi sarai tu a decidere se farla da sola o farla in affiancamento, ma questo è il processo, che tu vada negli Stati Uniti, che tu vada in Italia o che tu vada in Australia. Questo è il processo. Perché magari mi senti tanto sicuro di queste parole? Perché veramente ne ho viste tante, ne vedrò tantissime altre nel corso della mia carriera da terapista, ma ne ho visti tantissimi prima di passare a te e fare questo video. Quindi sono sicuro di quello che sto dicendo. E soprattutto non è solo un'opinione mia, ma è anche della neuroscienza del dolore, che comunque è scienza, visto che oggi non crediamo più a nessuno, almeno che crediamo alla scienza. Ok, quindi primo step sicurezza emotiva, secondo step sicurezza fisica, terzo step sicurezza mentale, quarto step sicurezza con te stesso, quinto step sicurezza nel rispondere ai sintomi, sesto step sicurezza nel ritornare alla vita. Questi sono gli step che usa anche il terapista Dan Buio, sono la maggior parte degli step che uso anch'io in Neurobalance. In Neurobalance cosa c'è di più? Ci sono differenti tecniche che uso, le più svariate possibili per portarti verso la via giusta. Ma non esiste una tecnica in particolare che ti risolve tutto. Una particolare cliente mi ha detto io non voglio fare autoipnosi perché probabilmente si spaventa dell'autoipnosi, in realtà stiamo parlando di una tecnica di rilassamento
Anche qui, vedi, i nomi delle terapie possono metterti in paura, quindi non parliamo neanche di nomi, parliamo semplicemente di riprocesso del dolore, riprocesso del sintomo, portare una percezione di sicurezza al corpo invece che una percezione di paura, semplicemente. Fai finta che hai dentro di te un bambino e lo devi riaccudire nuovamente. Oppure fai finta che stai rimparando una nuova lingua, che è il giapponese, e piano piano stai praticando tutta una serie di step per ritornare a essere sicuro a parlare quella lingua. Fammi vedere se ci sono dei video, dei commenti. Puoi non essere antipatico, no, vabbè, c'è qualcuno che fa un po' di spam e va bene così. Alla fine gli haters ci sono sempre, va bene così ragazzi. Per adesso è tutto, fate una buona serata e ci vediamo nei prossimi video sul canale. Ciao a tutti.